C'entro anch'io, c'entro anch'io. Buongiorno, bentrovati, sempre qui a Centro Anch'io. Il ponte levatoio alle mie spalle ci suggerisce il proverbio di oggi, un detto popolare contadino: a San Roch la nus la credo dal broc. Ed eccoci qui ora con la signora Tarica, con la R di Roma in mezzo, vero? Certo, sicuramente sì. Benissimo, senta signora Tarica, qui c'è una cosa in dialetto: a San Roch la nus la credo dal broc. Non è facilissima, Tarica, però vediamo un po'. San Rocco, la noce gli cade dalla testa. E che casca sulla testa la noce, ci colpisce sulla testa e ci fa rinsavire. Beh, insomma, cade dal broc. Sono un po' inventata, Insomma, una noce che cade da qualche parte c'è. Cosa dice? Sì. Non ho idea. La noce la cade? La nus la credo, cioè cade, ha detto bene, dal broc. Lei sa cos'è il broc? Forse da un cestino, da qualche cosa, non lo so. E chi la fa cadere? Che ne so. E quando è San Rocco? San Rocco, il giorno di San Rocco. Lo vedi che è preparata Tarica? È il giorno di San Rocco. Ed ora c'è la signora Roberta, che c'ha la canzone di Peppino di Capri, Roberta, no? Dedicata a te. Non la so. Non lo so, io chiedevo, a momenti volevo fartene fare un accenno. Roberta, Non lo so. sai cantare tu? Sì, ma sono un po' stonata. E dai, facci sentire qualcosa, Roberta. Oh, ti prego. Sei più brava in cucina? Sì, dai, abbastanza. Senti un po', Roberta, guarda qui. A San Roch la nus la credo dal broc. Che ci capisci? Allora, a San Rocco la noce cade Brocco, cioè dall'albero. dall'albero, dal ramo. Sai anche, cioè, il giorno, quando è San Rocco? Il 16 agosto, te lo dico io, 16 agosto. Tu ti piacciono le noci, hai una pianta di noci, le consumi, le mangi, niente? Mangio volentieri, però non ce l'ho la pianta. Tu comincia verso lì dopo Ferragosto, ma ancora un po' presto, lì maturano un po' dopo, comincia a farti in giro intorno agli alberi, vedi quali sono quelle più maturano, va bene? Poi ce le fai avere. Va bene. Oh, la signora come si chiama? Giovanna. Signora Giovanna, la chiamano tutti Giovanna, Vanna, Gianna. Gianna. La signora Gianna. Senta, signora Gianna, San Roch, la nus, la credo dal broc. Lei conosce il dialetto? Sì. A San Rocco la noce matura e cade in terra. Vedi la signora Gianna quante cose sa. Prego, scusi un attimo, parli nel microfono, grazie. Anche perché ho le piante di noci, per cui assisto. Allora lei è la persona giusta, ma davvero al giorno di San Rocco, il 16 agosto, no? Se non sbaglio, succede già che matura. Lì sì, succede, vero? Anche se adesso con le stagioni un po' modificate non sempre coincide, però in generale sì. Quante piante ha, signora Gianna? Ne ho 3 o 4. A San Roch la nus la credo dal broc. A San Rocco, ovvero il 16 agosto, il giorno di San Rocco, la noce cade dal ramo. Beh, insomma, effettivamente è un po' precoce pensare che una noce si stacchi e venga a maturazione, insomma, in quel periodo, in quei giorni. Però questo ci hanno insegnato i nostri nonni contadini. Vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo appuntamento.